Allora, le va presentando due, siamo così. Ma va così, sai? Dunque, abbiamo presentato una mozione, che è una mozione che ha per scopo la riconoscenza dei diritti di uomo italiano. Dunque, sto fiume è ricco di biodiversità e di specie endemiche che sono protette e che oggi sono minacciate. E di noi e soprattutto di primura per le attività agricole, l'agricoltura, la pesca e la popolazione per tutte le regioni che lo franca. Dunque, non si nemica senza sapere che oggi il Davignano è minacciato da un progetto di sottoterramento di frasi casani, di frasi di Dio e di terre di Iose. Di poi 2016, il collettivo Davignano Io si è impegnato in una battaglia giuridica che ha viene poco fa davanti al Consiglio di Stato, confermando la permissione di aprire e di sfruttare questo centro. Intanto, il collettivo verrà mobilizzato per preservare il fiume, scrivendo una dichiarazione dei diritti del fiume Davignano, in linea con la soci umani e terre degli in Corsica. Dunque, questa dichiarazione si iscrive in una di emergenza mondiale di riconoscenza dei diritti della natura, in due l'entità naturale sono riconosciute come personalità giuridiche. Dunque, la mozione proposta all'Assemblea biomanda di sostenere la dichiarazione, di riconoscere il ruolo strategico di un fiume davignano, di riconoscere Davignano d'entità viva, di riaffermare la natura trasversale dell'acqua, di piazzare i rischi e minacce alte, di domandare al Presidente del Consiglio esecutivo di associarsi a tutte le azioni messe in ballo dal collettivo e di associarsi a tutte le azioni battendo a proprio principio di precauzione per situazioni simili. Ecco, per me, la ringrazio.